C'è molta attesa per la partita di domani dell'Akragas di Coppa Italia contro il Catania. Bisogna subito sfatare il tabù del campo di calcio agrigentino che non porta bene alla squadra, viste le 2 sconfitte subite finora. Le Grottaglie nella sfida di domani si affida ai più giovani, a quei giocatori che hanno trovato spazio tra i titolari in modo da non appesantire quelli che domenica prossima scenderanno in campo contro la Lupa Castelli Romani. La gara contro il Catania avrà un solo risultato valido: chi vince proseguirà il cammino della Coppa Italia, chi perde resterà fuori. Intanto domani l'Akragas andrà in campo con la maglia sponsorizzata dall'Enel, come ci ha dichiarato il responsabile del marketing Nino Di Giacomo, e quanto prima ci sarà anche un altro sponsor di caratura nazionale in fase di perfezionamento. L'esseneto sarà riseminato in modo da colmare le lacune per cui l'allenatore Le Grottaglie al termine della partita con lo Juve Stabia si è lamentato perché la palla rimbalzava male ed è impossibile giocare per via delle buche e in vista anche di un futuro manto erboso sintetico. Nel girone dell'eccellenza tempesta nella squadra del Pro Favara dopo l'ulteriore sconfitta di domenica con il Camarat per 2-0 e l'abbandono dell'allenatore Longo, amareggiato per le sconfitte subite fino ad ora. Ma a quanto pare c'è stato già un primo chiarimento con la dirigenza del Pro Favara e nel pomeriggio si svolgerà un incontro con i giocatori tendente a una soluzione in modo che la squadra possa ritrovarsi in un clima più sereno e la dirigenza garantire nuovi rinforzi o attuali conferme. Si va comunque verso un incontro positivo per il futuro. Intanto sentiamo cosa hanno dichiarato i tecnici delle 2 squadre dopo la sconfitta di domenica. È stata una partita combattuta, bene loro all'inizio, poi siamo venuti fuori noi e poi credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria nell'arco dei 90 minuti. Un Camarat è venuto a Favara proprio per fare il risultato, ci è riuscito, nel primo tempo è andato bene, è riuscito a contenere la foga come era giusto che sia della Pro Favara, poi nel secondo tempo ci sono anche stati degli sprazzi di supremazia. Sì, sprazzi che loro lasciavano tanti spazi dietro attaccando e quindi potevamo sfruttare meglio, diciamo, gli spazi che si venivano a creare, però è andata bene così, ma tutte le partite li giochiamo a viso aperto senza nessun timore riverenziale. Soprattutto nel primo tempo sembrava ci fossero i presupposti affinché la prima vittoria arrivasse per la Pro Favara. Sì, abbiamo fatto discretamente bene, però purtroppo è un problema cronico che abbiamo. Quest'anno ci viene molto difficile fare gol, infatti la squadra ha creato, però purtroppo non riusciamo a fare gol e questo è tuttora un grosso handicap che ci portiamo. Abbiamo fatto bene fino al primo tempo, poi un gol su una distrazione difensiva ci costa cara perché poi noi mentalmente siamo fragili, quest'anno non abbiamo mai recuperato una partita dopo aver subito il primo gol, quindi le cose vengono molto più difficili. Tra l'altro abbiamo anche dei grossi problemi all'Ambante che purtroppo dopo 7 partite avere un punto probabilmente la squadra, mi dispiace dirlo, non è all'altezza di fare questo campionato perché è inutile piangerci addosso, quest'anno le cose vanno male in tutto e per tutto.